Dottor No, Crosta? buonasera, buonasera. Sta partendo la registrazione, mi scusi se l'ho interrotta, probabilmente vedrete a video una finestra, un pop-up e nel caso lo vediate vi chiediamo insomma di dare il consenso e di continuare. Buonasera a tutti, buonasera alle tante persone che sono collegate questa sera e che speriamo continuino poi nel percorso e se ne possano aggiungere altre. Un ringraziamento particolare va alla Regione Veneto che assieme ad Unioncamere per anche quest'anno finanzia questa iniziativa legata alla Convenzione per le piccole e medie imprese per un percorso di formazione per le stesse che sono l'asse portante del nostro tessuto produttivo, come sappiamo. Quest'anno abbiamo voluto focalizzarci molto sul tema del digitale, quindi il titolo è proprio ripartire dal digitale e come diceva prima Chiara Famulano ci concentreremo su alcuni relatori che ci presenteranno alcune delle best practice del sistema camerale. Tutto questo perché è nostro intendimento lavorare per contribuire allo sviluppo della competitività delle imprese, in particolare in questo periodo molto complicato dove ci si sta affacciando all'epoca del, speriamo, post-Covid o post-crisi che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo purtroppo, come sappiamo. Con l'obiettivo quindi anche di valorizzare sempre di più il capitale umano delle nostre aziende. E questa convenzione, dicevo, ogni anno consente la realizzazione di una serie di attività di informazione per le piccole e per le medie imprese. E il focus che abbiamo sempre visto è quello della semplificazione amministrativa, ma anche la ripartenza dal digitale è una forma di semplificazione amministrativa. Si diceva prima i servizi che fa Infocamere, ma questa sera verranno illustrati e presentati e quindi vedremo le tante cose che ci sono. E questa sera non parleremo di altri temi che sono stati cari invece in altre edizioni come quelli dell'europrogettazione, però lo andremo a fare nelle altre serate perché dovremo, oltre che pensare ai fondamentali della ripartenza, che a pensare a come finanziare queste attività. E, come Unioncamere, sempre assieme alla Regione del Veneto, abbiamo una bellissima collaborazione su tutto il tema del SUAP, dello sportello unico per le attività produttive, e questo gruppo di persone mi sento il dovere di ringraziarle perché quest'anno in particolare hanno lavorato molto per dare nuovi incentivi alle imprese e ai professionisti. E lo affronteremo nelle prossime serate che vedremo assieme anche questo tema del SUAP perché è un tema interrelato tantissimo con la semplificazione amministrativa e con il digitale, ma anche con tante best practice che ci sono nella pubblica amministrazione. Abbiamo davanti un percorso di 7 incontri, l'augurio mio e da parte del presidente Mario Pozza che non ha potuto esserci questa sera ma che mi ha chiesto di portare il suo saluto è quello che sia oltre che un utile momento di formazione anche un'occasione anche di confronto e con questo auspicio vi auguro davvero buon lavoro. Buona serata a tutti. Grazie, grazie dottor Crosta. Direi quindi che possiamo partire con la presentazione della mia parte, quindi dei miei temi. Ricondivido lo schermo e cominciamo a parlare di cassetto digitale dell'imprenditore, raggiungibile all'indirizzo impresa.italia.it. Che cos'è il cassetto digitale dell'imprenditore? Io mi auguro che in realtà molte delle imprese collegate oggi abbiano già fatto il loro accesso a questo servizio e che sia diventato appunto un portale che utilizzino frequentemente, insomma, se non quotidianamente. Il cassetto digitale dell'imprenditore è una piattaforma alla quale possono accedere i titolari di cariche e qualifiche, in particolare il titolare delle imprese individuali, nonché i legali rappresentanti o i soggetti che hanno altre cariche o qualifiche all'interno delle società,
per avere a portata di mano, a portata di touch, come è riportato qui nell'home page, le informazioni e la documentazione ufficiale della propria impresa. Quindi accedendo a questo portale è possibile scaricare gratuitamente visure, atti, bilanci, ma anche verificare tutta un'altra serie di informazioni, lo stato di avanzamento delle pratiche telematiche presentate al registro imprese o agli sportelli SUAP in delega alle camere di commercio, avere informazioni sul pagamento del diritto annuale e tante altre cose che adesso vedremo un pochino più nel dettaglio. L'obiettivo del cassetto digitale è appunto quello di farvi risparmiare tempo, pensieri, un po' come si evince dalla nuova campagna di comunicazione che vedete scorrere in questo momento. Meno impegni, più autonomia. Perché? Perché accedendo al cassetto digitale, ad esempio, io non ho più necessità di contattare il mio commercialista, il mio professionista che ha presentato per me una pratica telematica in Camera di Commercio per sapere se è stata lavorata dalla Camera, se è evasa, se possa avere una visura aggiornata. Ho quell'autonomia, acquisisco quell'autonomia che mi permette da solo di verificarne lo stato di avanzamento. Sono in banca, il direttore mi chiede una visura aggiornata perché devo chiedere un fido per fare qualsiasi altra operazione. Non devo più andare allo sportello in Camera di Commercio o comunque collegarmi al mio PC da casa, dall'ufficio, scusate, o chiamare appunto l'ufficio amministrativo per farmi estrarre una visura. Lo posso fare direttamente dal mio smartphone accedendo con lo SPID, perché questo servizio è appunto accessibile completamente in mobilità da qualsiasi device, quindi lo possiamo consultare sia accedendo da PC che da smartphone e da tablet. Adesso cerchiamo di capire insieme che cosa contiene al proprio interno e come vi si accede. Allora, questa, come vedete appunto all'home page, con la campagna di comunicazione e l'accesso con due degli strumenti di autenticazione ormai più utilizzati e che trovate insomma su tutti i portali delle pubbliche amministrazioni, SPID e la CNS o il token wireless, quello che si attiva appunto con il Bluetooth. I pulsanti anche sono facilmente riconoscibili, no? In particolare SPID che abbiamo cominciato a conoscere ormai diciamo dal 2018 ad oggi. Che cos'è SPID? È il sistema pubblico di identità digitale, ossia la nostra identità digitale in una coppia di credenziali, quindi username e password, che utilizziamo uguali su tutti i portali delle pubbliche amministrazioni, aggiungendo poi il codice OTP, quindi one time password, per ottenere appunto uno SPID di secondo livello, un grado di sicurezza aggiuntivo che è richiesto dalla maggior parte dei portali. L'alternativa per accedere al cassetto digitale è utilizzare quindi il certificato di autenticazione contenuto all'interno della nostra CNS, il nostro dispositivo di firma digitale. Voi sapete che contiene in qualunque forma esso sia, quindi se la carta, se il token classico o il token wireless, sapete che al proprio interno contiene due certificati, quello di autenticazione e quello di sottoscrizione. Quello di autenticazione appunto vi consente di accedere e di autenticarvi ai portali della pubblica amministrazione. Quello di sottoscrizione invece vi consente di firmare digitalmente documenti e file. Quindi queste sono le due modalità di accesso. Per chi ancora non avesse provato può sicuramente intanto consultare la versione demo per capire l'utilizzo e i contenuti presenti all'interno di questa piattaforma, e nel caso in cui si abbiano difficoltà di accesso, in particolare per chi utilizza la CNS, perché alcune volte magari può risultare un pochino più difficile importare i certificati e quindi farsi riconoscere, cosa che ovviamente non accade con SPID, che invece è molto più semplice come sistema di autenticazione. Avete a vostra disposizione un numero telefonico di assistenza e da qualche settimana è stato anche inserito, diciamo, un assistente virtuale che vi aiuterà in base al dispositivo che state utilizzando. In alto abbiamo un altro menu
SPID e CNS vi offre informazioni aggiuntive su questi due sistemi di autenticazione. Avete la possibilità di consultare dei facsimili dei documenti presenti all'interno del portale, quindi che informazioni trovo all'interno di una visura ordinaria, all'interno del bilancio d'esercizio, una ricevuta di comunicazione unica o una ricevuta SUAP. Avete poi a vostra disposizione anche un elenco di FAQ, quindi domande e risposte che vi aiutano appunto e vi spiegano alcuni dei contenuti presenti. C'è la sezione dei contatti, come quella che abbiamo visto in home page, ma con in aggiunta la possibilità di inoltrare un quesito scritto, quindi compilate con i dati obbligatori come ormai siamo abituati a fare. E abbiamo un'altra sezione, anzi le ultime due sezioni aggiunte diciamo in un secondo momento. Questa è quella relativa al Media Kit, avete dei video illustrativi e promozionali sui servizi e avete poi la possibilità, se volete pubblicare, mostrare il logo, il banner, le immagini social del cassetto digitale sui vostri siti, avete qui la possibilità appunto di scaricare il materiale messo a disposizione e ovviamente pubblicarlo. Infine c'è un'ultima sezione, quella delle testimonianze, dove ci sono delle personalità appunto che raccontano attraverso dei video, delle interviste, la loro esperienza con questo portale, quindi con il cassetto digitale dell'imprenditore, e vi raccontano appunto quali sono i vantaggi e le opportunità che hanno riscontrato. Ovviamente il portale è in linea con le disposizioni AGID previste per tutti i portali delle pubbliche amministrazioni, quindi contiene tutti gli elementi caratterizzanti e necessari ed è disponibile sia in lingua italiana che in lingua tedesca. Cosa facciamo? Facciamo quindi l'accesso utilizzando in questo caso SPID. Quindi cosa succede? Accesso con SPID, scelgo l'identity provider che mi ha rilasciato in questo caso il mio SPID. Nel mio caso si tratta di Aruba. Vengo in automatico reindirizzata quindi sul portale di Aruba. È richiesto uno SPID di secondo livello. Vado ad inserire quindi la mia username, il nome utente e la password che ho scelto in fase di registrazione, che poi vado a rinnovare ogni 180 giorni e clicco su Entra con SPID. Le credenziali inserite sono giuste, mi chiede però per completare l'accesso di inserire il codice OTP. Quindi cosa faccio? Vado sul mio smartphone dove ho preventivamente scaricato l'app che genera gli OTP, in questo caso di Aruba, e vado ad inserire quel codice temporaneo, no? Quello che si utilizzava prima soprattutto per l'home banking. Quindi un codice che dura 30 secondi, un codice numerico, entra con SPID e in questo caso, come vedete, mi ha già riconosciuta, quindi legge la mail che ho indicato in sede di richiesta di rilascio di SPID, il mio nome e cognome, il mio codice fiscale e il codice identificativo dello SPID. Questi sono i dati essenziali che devo autorizzare per poter proseguire nel servizio richiesto, quindi per poter accedere all'interno del cassetto digitale dell'imprenditore. Entro, do l'autorizzazione e in questo caso il sistema mi legge come legale rappresentante di Infocamere. Ovviamente non lo sono, ma questo ci serve per poter avere una visuale completa di tutti i contenuti che un legale rappresentante o che un titolare di impresa individuale può consultare e può estrarre. In automatico, se non cambio l'impostazione iniziale, approdo nella sezione del cassetto digitale denominata la mia impresa. Qui ho la possibilità innanzitutto di vedere quali sono gli estremi della mia impresa, quindi l'attività che svolgo, il codice fiscale e l'indirizzo PEC. Ritornando invece sui documenti ufficiali, ho la possibilità appunto di scaricare tutti questi documenti, le visure, nonché la visura in lingua inglese. Ho la possibilità di scaricare atti, di fare quindi anche una ricerca per periodo storico
e quindi un arco temporale e per tipologia di atto, tutti, oppure scendere ovviamente nel dettaglio. Ho poi la possibilità di scaricare i bilanci, quindi consultarli e scaricarli, nonché di scaricare le dichiarazioni sostitutive. Misure, abbiamo detto ce ne sono di diversi tipi, quindi visura dei soci, degli amministratori, una visura ordinaria completa, una visura in lingua inglese, una visura storica, per consultare, e questo considerato appunto che lo potete fare direttamente in mobilità dal vostro smartphone, accedendo come ho fatto io con lo SPID, clicco sul documento di mio interesse. In questo caso ho scelto visura storica. Qui si apre questo pop-up dove mi dice che il documento è pronto, lo posso scaricare da qui e come vedete ho a portata di veramente pochissimi clic la visura storica della mia società ufficiale. È il documento che vi verrebbe rilasciato allo sportello della Camera di Commercio, c'è il QR code e ci sono appunto, c'è la data di rilascio e via dicendo. Quindi un documento assolutamente ufficiale che io posso richiedere veramente in pochissimi clic e direttamente anche dal mio smartphone se lo voglio. Poi ovviamente questo lo potete scaricare, ve lo inviate per mail, lo stampate, insomma l'utilizzo che più vi è necessario. Qui c'è anche la campanella delle notifiche dove ovviamente mi dice che i documenti che ho richiesto sono pronti. Nel mio caso arriva anche una mail perché l'ho impostata e quindi ricevo anche la notifica e il documento al mio indirizzo mail. Quindi da qui volendo potete comunque procedere a scaricare. Questa è quindi la sezione della mia impresa dove posso verificare gli estremi, posso consultare e scaricare i documenti ufficiali. Ma non finisce qui. Nella sezione denominata principali ho a mia disposizione anche il fascicolo. E qui ad esempio vicino ad ogni titoletto, nella maggior parte dei casi avete anche la I informativa dove vi dice, dove vi viene spiegato insomma in poche parole qual è il contenuto. In questo caso abbiamo la possibilità di consultare il fascicolo informatico di impresa, verificarne la composizione e consultare i documenti in esso contenuti. Ovviamente questa è un'area di demo, posso fare delle ricerche oppure posso appunto proseguire con quanto mi viene proposto e vedete qui ho tutta una serie di documentazione a mia disposizione, documentazione tecnica progettuale, mappe catastali, planimetrie, ma anche autorizzazioni, certificati e via dicendo. Ho poi la parte di consultazione relativa alle pratiche che ho presentato al registro imprese, un po' quello che vi dicevo inizialmente, no? So che ho presentato il bilancio di esercizio, siamo in piena campagna bilanci, voglio sapere se è stato lavorato. Per l'invio mi sono affidata al mio professionista di fiducia, ma posso in completa autonomia e anche qui in pochissimo tempo verificare se la pratica è stata lavorata o meno. Cosa vedo? Vedo la Camera di Commercio destinataria della pratica, il numero REA ovviamente della posizione, il codice identificativo della pratica, che tipo di procedimento è stato inviato, quindi l'adempimento, lo stato della pratica, evasa, data dell'invio, il numero di protocollo e ho la possibilità anche di scaricare due ricevute, la ricevuta appunto di protocollo e la ricevuta della comunicazione unica. Ovviamente ad esempio in caso di bilancio, pratica di bilancio, trattandosi di un adempimento, di una pratica che non rientra tra gli adempimenti della comunicazione unica, avrò la possibilità di visionare e scaricare solamente la ricevuta di protocollo. Anche qui potete combinare dei filtri, quindi l'annualità. Scusate, ho aperto involontariamente la ricevuta di accettazione della comunicazione unica, questa è esattamente quella che si riceve, insomma, quando si presenta la pratica. Ritorno sul portale, vi dicevo che possiamo combinare anche dei filtri, quindi utilizzare l'anno oppure utilizzare appunto lo stato della pratica. Evasa quando quindi l'istruttoria sulla pratica è terminata e la pratica è stata iscritta al registro imprese, quindi avete una visura aggiornata, protocollata subito dopo l'invio. Una volta che la pratica supera i controlli automatici, viene appunto viene assegnato in automatico dal sistema
sistema un protocollo. Sospesa quando ci sono da fare magari delle integrazioni o c'è necessità di correggere un dato inserito, quindi cosa fa? La Camera di Commercio riceve la pratica, fa la sua istruttoria, la verifica, se ha necessità di richiedere magari della documentazione aggiuntiva, scrive un messaggio con la richiesta appunto di correggere la pratica, nel frattempo mette la pratica in stato di sospesa e poi, peggiore dei casi, se la pratica non può essere accettata per diversi motivi, magari l'abbiamo inviata alla Camera di Commercio territorialmente non competente, faccio un esempio, la pratica viene annullata o respinta. Quindi questi diciamo sono i vari stati, quindi facilmente posso capire in che stato si trova la pratica di mio interesse. Ecco, e comunque avere in completa autonomia una visione completa di ciò che viene fatto, di ciò che faccio sulla posizione della mia impresa. Ancora, sempre nella sezione principali, c'è poi un'altra sezione, attività produttive. Anche qui, come per la parte relativa al registro imprese, posso verificare lo stato di avanzamento delle pratiche presentate però ai SUAP. Ok, gli sportelli unici delle attività produttivi gestiti appunto dal sistema camerale. Anche qui abbiamo quindi la possibilità di verificare lo stato delle pratiche presentate ai diversi SUAP. Vedete qui lo stato in istruttoria, questa è una versione ovviamente di demo che ci serve per fare le presentazioni del servizio, però vi fa capire insomma qual è il funzionamento. E scaricare ovviamente domanda, il riepilogo, diciamo la copertina e la ricevuta. Ancora abbiamo una sezione denominata fisco e tributi. Abbiamo le mie fatture, quindi ho la possibilità di consultare le fatture elettroniche qualora utilizzi il sistema, diciamo il portale di fatturazione che vi mette a disposizione la camera, il sistema camerale, le camere di commercio. Qui potrei verificare i dati di sintesi della fattura, il soggetto destinatario, l'invio, lo stato di conservazione, scaricare e visualizzare. Quindi diciamo che questo è un archivio delle fatture gestite attraverso il portale di fatturazione elettronica del sistema camerale, fattura elettronica.infocamere.it, un sistema che comunque consente di inviare e spedire fatture verso tutti i soggetti, quindi B2B, B2C, e nonché la conservazione a norma, in questo caso ovviamente ad opera di Infocamere. Ancora il diritto annuale, quindi il tributo che tutti gli anni le imprese devono versare in favore della Camera di Commercio territorialmente competente, sia per la sede legale sia per eventuali unità locali presenti sul territorio. Qui diciamo che avete la possibilità di verificare se il versamento è stato fatto, quanto è stato diciamo il tributo pagato sia per la sede che per le unità locali ed eventualmente utilizzare anche il sistema di simulazione per verificare qual è il pagamento per l'anno in corso, andando appunto ad inserire, in questo caso è una società di capitali, la classe di fatturato, quindi l'ammontare del fatturato esercizio 2020 in euro. Quindi anche questo insomma vi dà un riscontro abbastanza veloce dello stato del pagamento del diritto annuale. Abbiamo poi la possibilità di inserire all'interno del cassetto digitale anche delle convenzioni a carattere locale. In questo caso sono state stipulate delle convenzioni con il Comune di Milano che vi consentono di verificare i dati sulla Tari, sulle imposte di soggiorno e sulle comunicazioni primo transito in area B, una zona a traffico limitato appunto dell'area metropolitana di Milano. Questo che vuol dire? Vuol dire che comunque il cassetto digitale dell'imprenditore si presta anche a ulteriori possibilità e approfondimenti relativamente anche ad aree più locali, insomma, nel momento in cui vengono stipulate delle convenzioni. C'è poi un'ultima sezione, anche questa molto importante, denominata innovazione, dove all'interno ho trovato una vetrina di startup innovative e PMI
da consultare, questo al fine appunto di poter stringere collaborazioni con altre società. Eventualmente si possono ricercare quelle che hanno lo stesso settore di attività della mia impresa. Ci sono informazioni circa il punto digitale di impresa, PID, punto impresa digitale, scusate, ma qui dopo ci sarà un intervento specifico, quindi il collega ve ne parlerà, diciamo, sicuramente in modo più approfondito a breve. E poi c'è un collegamento anche con Atlante, è un portale promosso da Union Camere in collaborazione con il Mise per far conoscere appunto le strutture nazionali che operano a supporto dei processi di trasformazione tecnologica e digitalizzazione delle imprese. Quindi da una parte il cassetto digitale dell'imprenditore vi consente di avere a portata di mano e in pochi clic la documentazione ufficiale della vostra impresa, vi consente, se utilizzate il portale di fatturazione elettronica del sistema camerale, di avere anche prontezza delle fatture ricevute ed inviate, ma ovviamente un occhio importante va verso tutto il mondo della digitalizzazione, sia attraverso la vetrina delle start-up e delle PMI innovative, sia attraverso la collaborazione con il punto impresa digitale e questo nuovo servizio Atlante. Il suggerimento per tutte le imprese presenti oggi ovviamente è di fare l'accesso, se non l'avete ancora fatto. La prima volta vi chiederà di sottoscrivere diciamo la documentazione, quella standard, le note di utilizzo del sistema, e poi insomma di utilizzarlo, perché qui avete tutto a portata di mano. Allora, questo diciamo era una panoramica veloce su quello che è il cassetto digitale, quindi impresa.italia.it. Non ve l'ho detto all'inizio, ma ovviamente per le domande, se non rispondono direttamente, diciamo, i colleghi che sono presenti oggi, risponderemo magari alla fine, lasciamo dei minuti a disposizione. Il secondo tema che vediamo insieme è invece il portale di Ateco, ateco.infocamere.it. Questo è un altro portale, un altro servizio, un'altra piattaforma dedicata alle imprese, ai professionisti, ma anche alle pubbliche amministrazioni. In realtà anche le camere di commercio stesse ovviamente fanno riferimento a quanto riportato su questo portale. Questo è un portale che si è rinnovato graficamente nel 2018, ma che diciamo nel corso dell'ultimo anno, ahimè, ha avuto un forte interesse, una grande consultazione, perché come ricorderete tutti i DPCM che si sono susseguiti ovviamente comprendevano anche delle indicazioni in merito alle attività che potevano continuare ad essere svolte e quelle che invece dovevano essere sospese in questo particolare periodo storico. Quindi sicuramente si è fatto molto affidamento su questo portale, dove proprio qui nell'home page più sotto, dove c'è la parte relativa alle notizie e agli aggiornamenti, venivano riproposti, come in questo caso l'ultimo aggiornamento è quello al 3 maggio, i DPCM con appunto la suddivisione prima delle attività sospese e quelle che potevano proseguire. Dagli ultimi DPCM, insomma dagli ultimi interventi normativi, abbiamo la suddivisione delle regioni in colore, no? Non vi racconto nulla di nuovo, sappiamo di che cosa parlo, quindi però insomma questo era sicuramente, è stato un ambiente dove era possibile trovare informazioni e indicazioni certe sulle varie attività e sui codici, che ha fatto sicuramente molta chiarezza in questo momento di incertezza. Ecco. Quindi nell'area sottostante del portale si trovano, come vediamo, notizie e aggiornamenti. Ovviamente non ci sono per fortuna solo aggiornamenti relativi diciamo alla pandemia che stiamo vivendo, ma ad esempio qui c'è una news del 2 febbraio che racconta l'introduzione di 4 nuovi codici relativi al settore della coltivazione. O ancora una spiegazione in merito alla numerazione dei codici Ateco e alla differenza di lettura di visualizzazione del codice Ateco nella visura registro imprese e in Agenzia delle Entrate. Quindi diciamo che anche qui potete trovare tutta una serie di informazioni. Ehm,
Il cuore ovviamente di questo portale è la classificazione, quindi il codice Ateco. Codice Ateco, un codice alfanumerico che ritroviamo anche in misura e che scende sempre più nel dettaglio in modo tale da inquadrare esattamente le attività. Allora, considerate che vi faccio vedere, navigando nell'elenco delle attività, che è una delle modalità per ricercare appunto le attività. Qui abbiamo un'indicazione, insomma, visivamente chiara di come è strutturato un codice Ateco. C'è la macrocategoria, in questo caso la lettera A che risponde ad agricoltura, silvicoltura e pesca, e poi man mano si scende sempre più nel dettaglio, quindi 01 coltivazioni agricole, produzione di prodotti animali, eccetera, 01.1 la coltivazione di culture agricole non permanenti e via dicendo. Quindi sicuramente questa è una prima modalità per ricercare le attività, ma non è l'unica, e forse quella più intuitiva e più facile è quella di utilizzare la buca di ricerca che trovate qui. Questo perché? Perché il motore semantico che si trova dietro a questo portale è molto performante. Considerate che ci sono circa 650.000 regole di ricerca e che il tasso di KO ad oggi è meno del 2% rispetto alle ricerche totali che vengono effettuate. Quindi sicuramente riesce a leggere in misura molto forte ciò che viene inserito nella buca. Infatti voi cosa potete mettere nella buca? Si può inserire il codice se lo si conosce, si può inserire una locuzione che va a descrivere il tipo di esercizio commerciale o il tipo di attività. Si può inserire, vedete, se clicchiamo anche qui, scusate, ritorno un attimo nella buca principale, vedete in cerca attività, come vi dicevo, si può inserire direttamente il codice, una locuzione, quindi coltivo cereali o vendo bulloni, come nell'esempio, oppure l'identificazione di un determinato mestiere o di un esercizio, pizzeria, pasticceria, bar. Quello che vi viene chiesto di inserire obbligatoriamente è il comune e c'è una motivazione ben specifica perché è possibile che alcune attività siano normate anche a livello locale, in particolare a livello regionale. Quando quindi sono previste delle norme che caratterizzano e che vanno a disciplinare l'attività anche a livello regionale, ovviamente viene presentata nella scheda che viene restituita dal sistema, prima la normativa regionale, quindi locale, e poi la normativa nazionale di riferimento. Ed è per questo appunto che viene chiesto l'inserimento del comune di riferimento, quindi il comune presso il quale si vuole iniziare questa nuova attività economica. Facciamo degli esempi veloci per vedere come funziona. Se ad esempio inserisco la parola bar e inserisco come comune di riferimento Padova, clicco su cerca, ho la mia attività dichiarata, bar, ho due possibili ambiti di interesse, ristorazione senza cucina o trasporti ferroviari. Mi restituisce il codice, il 56.3, che corrisponde a bar e altri esercizi simili senza cucina e che tra le note di inclusione contiene il bar, il pub, birrerie, caffetterie, enoteche, mentre tra le note di esclusione troviamo il commercio al dettaglio di bevande con il relativo codice e il commercio al dettaglio di bevande attraverso distributori automatici. Quindi a prima vista il sistema mi restituisce la descrizione, insomma, la declaratoria, la descrizione dell'attività, cosa include e quali sono le note di esclusione. Cliccando ho delle indicazioni ancora più dettagliate.
ho l'indicazione del codice NACE. Il codice NACE è corrisponde alle prime 4 cifre. In questo caso abbiamo un codice composto solo da 3 cifre, quindi in questo caso specifico corrisponde all'intero codice Ateco, relativa alla classificazione che viene utilizzata tra i paesi dell'Unione Europea. Quindi le prime 4 cifre del codice Ateco sono corrispondenti anche al codice NACE, vuol dire che sono uguali in tutti i paesi dell'Unione Europea. Le successive 2 cifre, qualora presenti, quindi le sottocategorie, sono invece specifiche del paese di riferimento. Quindi quando vediamo dei codici che comprendono più costituiti, quindi da più di 4 cifre, ricordate le ultime 2 sono delle specificità appunto che vanno a interpretare esattamente la normativa italiana. Quindi qui abbiamo appunto la descrizione che questa classe include le attività di preparazione e somministrazione di bevande per il consumo immediato nei locali, la descrizione e cosa fare per iniziare l'attività. Iniziare l'attività di bar, pub, birrerie o osteria senza cucina. Entro quindi all'interno ed ho a mia disposizione la scheda con la normativa nazionale, gli adempimenti necessari. In questo caso serve in zone tutelate un'autorizzazione, in zone non tutelate una SCIA, qual è l'ente competente, SCIA sanitaria e via dicendo. La possibilità di esplorare e consultare la normativa di riferimento, in questo caso una norma a livello nazionale, con la data anche dell'ultimo aggiornamento della scheda, la possibilità di stamparla qualora sia necessario, nonché cosa presentare, qual è la pratica di comunicazione unica e quali sono gli enti coinvolti. Dopo aver consultato tutta, diciamo, l'informativa su quello che occorre per iniziare e svolgere in modo legittimo questa determinata attività sul territorio italiano, avete anche la possibilità di avere un collegamento diretto al SUAP, qualora parliamo appunto di SUAP legati al sistema camerale e quindi accessibili che utilizzano appunto la piattaforma di impresainungiorno.gov.it e qui avete poi la possibilità di presentare facilmente in modalità telematica la pratica al comune di Padova. Avete anche l'accesso al SARI, il supporto specialistico al registro imprese, per le Camere che ovviamente lo hanno adottato. Oggi 38 Camere sull'intero impianto camerale italiano ha questo servizio, tra cui tutte le Camere del Veneto, anzi Padova è stata la prima Camera a adottare il servizio del SARI. Che cos'è? È un supporto in self-care per la predisposizione delle pratiche inviate, quindi destinate al registro impresa, al REA e all'Albartigiani. Contiene tutta una serie di schede informative dove ne apriamo una a caso, ad esempio la costituzione di un'impresa individuale con immediato inizio dell'attività economica, dove vi viene appunto riportato qual è la norma di riferimento, una breve introduzione. Avvertenze, vedete qui ovviamente vi dice che ci deve essere corrispondenza tra quanto comunicato all'Agenzia delle Entrate, il codice Ateco che viene comunicato in agenzia e la descrizione dell'attività denunciata al registro imprese. Per fare queste verifiche c'è l'indicazione di consultare appunto il portale di Ateco. Vi dice anche chi è l'obbligato, quindi chi firma digitalmente la pratica, qual è il termine, i costi, eventuali allegati, anche qui per sapere se per la mia attività è necessario o meno della documentazione aggiuntiva e preventiva, una SCIA, un'autorizzazione, consulto Ateco. E poi se il SUAP è in delega, ovviamente ho i passaggi per presentare contestualmente, siamo in ambito di comunicazione unica, una pratica destinata sia al registro imprese sia al SUAP, ovviamente anche Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, insomma, qualora debbano essere coinvolti. E poi avete il dettaglio preciso della compilazione della pratica, in questo caso con Comunica Starweb, esattamente tutti i passaggi che devono essere seguiti su Starweb per compilare correttamente la pratica. Vi faccio presente che il SARI
È uno strumento ufficiale, questo lo trovate pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Padova, ma di Vicenza, di Verona, insomma di tutte le camere, sicuramente del Veneto, e qui trovate le istruzioni, le indicazioni corrette che vengono seguite dalla Camera di Commercio destinataria della pratica. Quindi sicuramente l'invito è a consultarlo e a consultare i SARI della Camera di Commercio destinataria, perché come sapete ci possono essere ancora delle differenze tra una Camera di Commercio e l'altra. Quindi sicuramente, benché il SARI abbia l'obiettivo finale di uniformare e di strutturare i diversi contenuti in schede ben organizzate, qualora ci siano delle indicazioni anche a livello locale, quindi delle prassi della specifica Camera di Commercio, sentenze del giudice del registro che comunque si discostano un pochino, trovate l'informazione all'interno di queste schede, quindi del SARI. In più, ovviamente, qualora ci siano delle indicazioni aggiuntive da dover dare, avete anche degli approfondimenti, come in questo caso quello sui termini, in base alla tipologia di attività, se soggetta a SCIA, se si tratta di un subentro, soggetta ad autorizzazione, eccetera, eccetera. E anche qui ovviamente avete la possibilità di contattare l'assistenza secondo una delle modalità previste dalla Camera di Commercio. In questo caso un web forma la pianificazione di un contatto telefonico in una determinata fascia oraria o la richiesta di essere ricontattati subito. Tornando ad Ateco, quindi voi che cosa fate? Cercate l'attività, vedete quali sono, qual è la normativa che disciplina la specifica attività, leggete la scheda, verificate se si tratta, se c'è anche una normativa regionale di tipo locale che dà delle specifiche informazioni, verificate qual è l'adempimento necessario. Potete da qui direttamente essere collegati al SUAP, potete accedere e consultare la scheda di riferimento per presentare la pratica telematica al registro imprese, la pratica di comunicazione unica. Ancora, come ultimo servizio aggiuntivo, potete collegarvi al registro imprese, il portale del registro imprese, per richiedere un elenco, quindi semplicemente un elenco di imprese con solamente un elenco più basic, con poche notizie o un elenco esteso che potete personalizzare in base ad una serie di criteri, e questo vi può essere utile se ad esempio dovete fare delle campagne magari, oppure se volete vedere quanti altri negozi di informatica, di riparazione di cellulari ci sono in un determinato comune, tanto per fare un esempio. Quindi questi sono tutti strumenti ovviamente che vi vengono messi a disposizione. Ovviamente la consultazione del SARI, così come del portale Ateco, sono assolutamente gratuiti e anche quelli accessibili in mobilità, quindi da qualsiasi device. La richiesta di un elenco, insomma, ha invece un costo fisso e poi un costo variabile in base alla tipologia di elenco che viene scelto e al numero di imprese che vengono estratte in base alla tipologia, ai criteri di selezione che vengono richiesti. Ancora vi faccio un ultimissimo esempio, sempre qui sul portale di Ateco, giusto per farvi vedere ad esempio una attività che prevede anche una normativa di carattere regionale, quindi giusto per farvi vedere qual è la differenza di visualizzazione nella scheda. Ho scelto un'attività di estetista, quindi un'attività che richiede tutta una serie di requisiti professionali, tecnici, un'attività solitamente artigiana. Vado quindi in questo caso a scegliere come ambito di interesse lavoratori, comparto estetica e benessere, mi vengono restituiti due codici, vedete qui già è più lungo, no? Quindi in questo esempio, ad esempio, in questo codice il codice NACE, scusate il gioco di parole, sarebbe 96.02, quindi lo 02 successivo va invece a caratterizzare ancora più a fondo la tipologia di attività. Qui abbiamo il servizio degli istituti di bellezza e poi i servizi di centri per il benessere fisico, prendendo il primo, ad esempio, che ricomprende i servizi di estetica, trattamenti al viso, bellezza, trucco, eccetera.
Vedete, in questo caso avete come prima indicazione la normativa regionale. Quindi cosa serve? Una segnalazione certificata di inizio attività da inoltrare al comune dove c'è la sede legale della propria impresa. L'ente competente ovviamente è il comune e nella normativa di riferimento trovate la legge regionale, una circolare del presidente della regione, una delibera della giunta regionale, più qualora presenti anche delle informazioni aggiuntive, in questo caso sui requisiti, sull'accertamento dei requisiti igienico-sanitari. A seguire troverete sempre la normativa di carattere nazionale con vari approfondimenti, così come approfondimenti in questo caso sull'affitto di cabina. Ok, quindi questo diciamo è una panoramica anche questa molto veloce sul portale di Ateco, il portale che quindi, come abbiamo detto, offre alle imprese e ai professionisti un quadro d'insieme degli adempimenti amministrativi necessari per svolgere in maniera legittima un'attività sul territorio italiano. Quindi qui potete ritrovare l'attività, potete verificare qual è il codice Ateco, capire quali sono gli adempimenti amministrativi necessari e quale pratica presentare con i collegamenti diretti agli altri vari servizi del mondo camerale. Quindi ho visto la mia visura, vedo ad esempio che devo diciamo presentare una pratica, magari una pratica di variazione di inizio attività. Quello che mi rimane da fare poi, dopo aver consultato il SARI e aver visto qual è l'adempimento, è quello di andare a compilare la pratica. Voi oggi avete diversi strumenti di compilazione che vi mette a disposizione il sistema camerale Infocamera. Abbiamo il vecchio sistema Fedra, un software che ragiona per modelli, utilizzato oggi prevalentemente dai notai e per alcune tipologie specifiche di pratiche che poi richiede appunto l'invio attraverso la comunicazione unica, il comunica. C'è poi lo StarWeb che invece ragiona per tipologia di adempimento, quindi vado a dire che tipo di adempimento devo presentare e lo StarWeb attraverso una selezione diciamo guidata mi propone il modello ministeriale adatto. Abbiamo poi per il deposito dei bilanci Avevamo, scusate, per il deposito dei bilanci senza l'elenco soci il bilancio online che oggi è stato dismesso a favore di Dire, il nuovo strumento di compilazione unico. Eccolo qui, Dire, accessibile all'indirizzo dire.registroimprese.it e sarà appunto il nuovo strumento che pian piano conterrà tutti gli adempimenti oggi presenti sui diversi sistemi che vi ho citato. È uno strumento che vi consente di compilare e inviare online le istanze al registro imprese. Da quest'anno ha incluso al proprio interno anche il deposito dei bilanci senza presentazione dell'elenco soci oppure con la conferma dell'elenco soci dell'anno precedente. E man mano appunto al proprio interno troverete tutti gli adempimenti insomma previsti in modo tale che tutti gli altri sistemi verranno appunto incorporati in quest'unico strumento di compilazione. Ovviamente, come per tutti gli altri strumenti, serve il dispositivo di firma digitale per la firma della pratica, della distinta, l'indirizzo PEC e la registrazione a Telemaco. Si accede, potete accedere anche qui ovviamente con le vostre credenziali di Telemaco che già utilizzate per l'accesso agli altri strumenti. E entrerete in uno strumento di compilazione molto più agevole con tanti contenuti in più. Questa è la nuova grafica, molto più diciamo accattivante rispetto agli altri strumenti ad oggi disponibili. Facilmente è facile intuire insomma come presentare una nuova pratica, da dove partire. Qui abbiamo
le ultime 3 pratiche create, in questo caso sono in stato di bozza ancora in compilazione. C'è una parte molto importante riservata alla formazione, dove all'interno trovate sia un tutorial sia dei corsi learning, e ce n'è uno specifico anche per il deposito dei bilanci, e poi una sezione informativa dove trovate le ultime news. Nel menu di destra, cliccando su nuova pratica, vedete che la compilazione è suddivisa in 4 step principali: l'impostazione, dove vado ovviamente a scegliere i dati dell'impresa per la quale devo fare l'adempimento e quale tipologia di adempimento devo presentare, la parte di compilazione, l'allegazione, quindi dei vari documenti qualora richiesti, la firma e l'invio. In questa parte, in questa card, mi interessa farvi vedere che cliccando su maggiori informazioni avete l'elenco aggiornato di tutti gli adempimenti oggi disponibili in Dire. Non sono ancora ovviamente presenti tutti, quindi per molti è necessario ancora utilizzare Starweb o Fedra, ma man mano verranno implementati. E oltre a trovare qui ovviamente la tipologia di adempimenti attualmente disponibili, cliccando sull'help avete la possibilità di avere 2 tipologie di base dati a vostra disposizione. Un help di carattere tecnico che modifica la visualizzazione delle FAQ che vi propone in base all'avanzamento della pratica, nonché per le camere che lo hanno adottato. Una volta che io ad esempio scelgo l'adempimento, scegliendo bilancio, prova ad inserire dei dati molto veloci, quindi qui avete pratiche di variazione, cancellazione, bilancio o ITA. Se inserisco ad esempio il codice fiscale di Infocamere, ovviamente con il collegamento al registro imprese mi restituisce i dati della società. La pratica sarà destinata alla Camera di Commercio di Roma, che è la provincia della sede legale. Mi chiede se ho un rinvio o meno. Posso fare una pratica ad adempimenti o a modelli, che vuol dire ad adempimenti guidata, che mi aiuta quindi a compilare i campi necessari della pratica senza effettivamente vedere qual è il modello ministeriale che sto presentando, in questo caso un modello B, oppure ragionando appunto come Fedra. Cliccando poi su deposito bilanci, ho la possibilità di andare avanti e di inserire i dati richiesti, molto simili in questo caso a quelli appunto richiesti da bilancio online. Quindi semplicemente si sceglie la tipologia del bilancio con il codice atto, ad esempio un ordinario, la data di chiusura dell'esercizio, la data di approvazione. Mi chiede se sono un soggetto obbligato a meno al deposito dell'XBRL, e posso andare avanti, ovviamente in questo caso riconfermando l'elenco soci, trattandosi appunto di una società cooperativa e di una società consortile per azioni. Il campo note classico, questo per farvi vedere velocemente come funziona, i dati del dichiarante. E poi, badate bene, questa è sicuramente una grande novità, mi propone già gli allegati preimpostati obbligatori per la tipologia di pratica che sto presentando. In questo caso, avendo inserito che sono un soggetto obbligato al deposito del bilancio in XBRL, mi chiede il bilancio in questo formato, ho il verbale di assemblea ordinaria, nonché la relazione sulla gestione, già indicizzato con i codici documenti corretti. Quindi sicuramente devo andare ad inserire gli allegati preimpostati, eventualmente posso inserirne di ulteriori. E anche qui ho già i diritti di segreteria e l'imposta di bollo preimpostata dal sistema. Quindi diciamo che rispetto agli altri strumenti a disposizione fino ad oggi ho sicuramente un aiuto e una guida aggiuntiva. In più, se la pratica, l'adempimento è destinato ad una Camera di Commercio che ha attivato il servizio del SARI, avrò a disposizione anche nell'help, quindi cliccando qui sul punto di domanda, le schede SARI
relative in questo caso al deposito del bilancio. La Camera di Commercio di Roma ha inserito il codice fiscale di Infocamere, non è ancora attiva con il SARI in preparazione, quindi non lo vediamo, ma se avessi inserito un codice fiscale di Padova, Vicenza, Milano, Brescia, insomma qualsiasi altra Camera già attiva con questo servizio, avremmo potuto consultare anche le schede specifiche del SARI su questa tematica. Quindi questo è il nuovo ambiente di compilazione che man mano che verrà implementato con tutti gli ulteriori adempimenti e diciamo che arriveremo, speriamo tra qualche mese, a trovare internamente a questo strumento la possibilità di poter compiere insomma tutti gli adempimenti nei confronti del registro imprese, del REA e dell'Albartigiani. Per il momento insomma ha un numero di adempimenti limitati, ma l'invito è quello comunque di provare ad utilizzarlo, soprattutto per questa campagna bilanci, che è veramente il lancio di questo nuovo strumento e poi insomma di prendere confidenza insomma, per tutti i successivi utilizzi. Allora, io ho terminato la mia presentazione e lascio quindi la parola al prossimo relatore. Vi ringrazio intanto per l'attenzione e se dopo ci saranno insomma delle domande sarà sicuramente nostra cura rispondere. Per il momento grazie a tutti. Allora, buonasera a tutti, scusate l'incertezza, ma non so se toccava a me, comunque comincio io, prendo la parola. Sono Francesca Vitetta, coordinatore del PID Vicenza, appunto impresa digitale, che è stato prima nominato all'interno della relazione della collega. E il compito mio di stasera è quello di illustrarvi in un po' le funzioni del punto impresa digitale, in realtà non di quello di Vicenza, ma mi prendo l'onere e l'onore di presentare quelli del Veneto, in realtà, che sono comunque funzioni trasversali che accompagnano appunto il servizio ad hoc che le Camere di Commercio hanno aperto e organizzato nel corso soprattutto degli ultimi 3 anni. E se possibile io andrei a condividere lo schermo. E spero che si veda. Condiviso, sì, si vede. Sì, ok, perfetto, grazie. Allora, come vi dicevo, il compito mio di stasera è di presentarvi in una presentazione abbastanza veloce di 10 minuti, quarto d'ora massimo, quello che rappresenta il punto impresa digitale, il servizio delle Camere di Commercio. Allora, di cosa vorrei un po' raccontarvi? Di quali sono i fondamenti di percorso su cui si regge il punto impresa digitale, quali sono gli obiettivi macro che come punto impresa digitale ci siamo posti, gli eventi che realizziamo, 2 strumenti cosiddetti di assessment, il sostegno agli investimenti nelle varie forme, la vetrina delle eccellenze digitali italiane che in realtà è un premio e chiudo diciamo con i servizi digitali che in realtà sono stati molto ben raccontati dalla relatrice che mi ha preceduto. Allora, questi fondamenti su cui regge l'attività del PID sono fondamenti di consapevolezza e di diffusione delle informazioni su 3 leve principali o su 3 insiemi come rappresentati nella slide. Prima di tutto le tecnologie che devono essere l'asse portante su cui transitano poi questi dati che abbiamo imparato benissimo a conoscere in generale come bene immateriale. Quindi le tecnologie qui sono elencate alcune importanti, dall'ICT, quindi i siti web, i social, l'ERP, l'e-commerce, il CRM, tutte applicazioni che vengono usate nelle aziende e che alimentano il sistema informativo delle aziende e ne traggono beneficio ai fini della produttività. E poi le tecnologie più legate
all'etichetta Impresa 4.0, che come sapete è cambiata nel corso degli anni perché era partito come Industria 4.0, che era in realtà una traduzione sbagliata dall'inglese, per cui a un certo punto il Ministero ha ripreso l'etichetta chiamandola Impresa 4.0, allargando quindi la sensibilizzazione verso le tecnologie appunto 4.0 verso tutte le imprese, anche le non manifatturiere, e quindi parliamo di cloud computing, di Internet of Things, di big data e di robotica, eccetera. Queste tecnologie però devono essere parallele come importanza e come attenzione da parte delle aziende, di tutti quelli che se ne occupano, anche con la presenza delle infrastrutture. Se la banda larga non c'è, tutte le tecnologie che ho nominato prima difficilmente riescono a reggere. Ma non per ultimo, ma non ultimo, le competenze. Cioè tutti noi, tutti quelli che adesso lavorano devono preoccuparsi e occuparsi di aumentare le proprie competenze, che non sono più solo le competenze prettamente tecniche, ma sono tecniche inteso come competenze di prodotto o di processo, ma sono le competenze digitali, quelle che in qualche modo veicolano tutti i concetti legati alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica, ma poi anche le competenze trasversali, che sono quelle che arricchiscono i processi andando magari a prendere meccanismi e sistemi da mondi produttivi o economici paralleli. Obiettivi macro, dicevo, secondo punto, è la diffusione della cultura digitale, cioè le cose che io vi sto un po' raccontando oggi in maniera molto sintetica sono un po' il nostro mantra, cioè noi dobbiamo continuare a raccontare alle aziende come possono digitalizzarsi e se il percorso che hanno scelto è quello più corretto o come possiamo aiutarli come Camere di Commercio e o sistema di pubblica amministrazione a accompagnare questi investimenti che in alcuni casi sono abbastanza ingenti. Quindi diffusione della cultura digitale e parallelamente aumento della consapevolezza attiva delle imprese verso le soluzioni del digitale che sono diventate quasi obbligatorie in maniera pressante e in maniera anche istantanea, purtroppo con l'avvento del Covid che ha obbligato le aziende in tempi molto molto ristretti a fare dei salti tecnologici impensabili prima dell'avvento appunto della pandemia. Come facciamo per arrivare a questa consapevolezza? Beh, organizziamo in primis dei webinar. Lì ho messo alcuni esempi. Noi organizziamo come Camera di Commercio costantemente, ormai in maniera diciamo assidua, webinar sui temi della digitalizzazione e dell'innovazione. Anche quello di oggi in realtà è un esempio che tutte le cose raccontate dalla relatrice precedente in realtà andavano a toccare soprattutto i temi della digitalizzazione, che non sono solo quelli del lavoro di infocamere o dei servizi erogati dalle Camere di Commercio, ma sono anche proprio quelli che vanno a favore delle imprese per migliorare i loro flussi amministrativi. Quindi webinar su questi temi che non sono solo amministrativi ma sono anche tecnologici. Siamo in piena corsa con un percorso che si chiama Eccellenza in Digitale 2021, perché lo stiamo facendo quest'anno, che è iniziato a marzo e finirà a dicembre e che è realizzato in partnership con google.org, che mette a disposizione i relatori e che spiega alle aziende quali sono i punti di forza della rete, come va gestita la rete, come va usata e soprattutto come va misurato il lavoro che viene fatto in rete con degli strumenti assolutamente semplici e per la maggior parte gratuiti. Ultimo, non in programmazione perché in realtà lo stiamo organizzando in queste settimane, un ciclo di webinar che verterà sulle tecnologie 4.0 a favore della digitalizzazione soprattutto per le MPMI, ma gli manca una M, che faremo come a livello regionale in collaborazione con l'Università di Padova. Come fa un'azienda a sapere a che livello di maturità digitale si colloca? Allora, come Camera di Commercio e come PID abbiamo due strumenti online, quindi ovviamente gratuiti, che consentono all'azienda, ma anche alle persone di automisurarsi. Allora, il primo si chiama Selfie 4.0, ho messo l'indirizzo internet, poi non so se le slide verranno divulgate.
Selfie 4.0 che sulla base di un questionario non corposissimo ma puntuale misura il livello di digitalizzazione dell'azienda, quindi l'azienda può capire in quali aree aziendali è più debole o più forte, quindi punti di forza e di debolezza. Il secondo questionario, sempre online, è invece rivolto alle persone, quindi alle risorse umane, e va a misurare le competenze della persona riguardo ai temi che non sono solo quelli del digitale, ma anche di tutta una serie di materie che vertono, satelliti al digitale, ma che in qualche modo vanno a comporre le cosiddette competenze trasversali. Ecco, questo è l'altro punto che vi accennavo prima, è il sostegno agli investimenti, non tanto come PID, perché il PID è una funzione di servizio, ma in realtà accompagniamo la Camera di Commercio nella promozione e nella raccontare che esistono dei bandi camerali. Ogni Camera di Commercio nel Veneto li ha erogati o li sta erogando a favore della digitalizzazione. Sono bandi che vanno a favore di tutte le aziende richiedenti iscritte alle varie Camere di Commercio. Ogni Camera ha scelto una tempistica e magari alcuni contenuti diversi dalle altre, quindi invito i partecipanti di oggi, se interessati, a verificare con le proprie Camere se il bando è già stato pubblicato e chiuso nel caso di Vicenza, però altre Camere so che sono ancora in progress. Poi quello che facciamo è informare sui bandi regionali. Per esempio la settimana scorsa è stato promosso dalla Regione Veneto un nuovo bando sull'innovazione che aprirà per le aziende dal 19 di luglio, e raccontiamo e informiamo relativamente invece a un'altra misura che non gestiamo in maniera né diretta né indiretta, ma che è una misura, diciamo, a favore delle aziende che fanno investimenti o che li stanno pensando, e che va ad agire sul credito d'imposta. La misura si chiama Transizione 4.0, fa parte delle misure a favore delle imprese e gestite dal Ministero dello Sviluppo Economico. In questo caso si tratta di una misura praticamente automatica o quasi automatica, che come novità fa riferimento a una pluriennalità, quindi la possibilità di utilizzare questo credito non solo è utilizzabile in più anni, ma è anche attivabile in maniera strategica. Quindi io decido di fare l'investimento nel 2022, posso già fare una riflessione su quanto credito d'imposta posso recuperare, quindi detassare rispetto alla mia situazione fiscale. È un credito che ovviamente va in compensazione con l'F24. Vi ho segnalato in blu i beni che sono soggetti a questo credito d'imposta. Segnalo che stiamo parlando di alcune situazioni diciamo tradizionali, quindi non beni strumentali tradizionali, non necessariamente interconnessi, quindi la famosa etichetta 4.0. Poi ci sono quelli beni strumentali invece tecnologicamente avanzati, quindi i 4.0. La novità invece è che c'è la possibilità di utilizzare il credito d'imposta anche per i beni immateriali tecnologicamente avanzati, sono quelle famiglie di prodotto che vedete tra parentesi. A completamento di questa misura c'è poi la possibilità di avere un credito d'imposta su ricerca, sviluppo, innovazione e design, e quindi su progettualità, e poi sulla formazione, che però è una misura che esisteva già. Altra cosa, quella che nell'indice era indicata come vetrina delle eccellenze digitali, come rete dei PID a livello nazionale, è stato indetto un premio per le aziende diciamo tecnologicamente avanzate o quelle che comunque si stanno spendendo con investimenti sull'innovazione, con le 5 categorie che vedete in slide. Le candidature scadono il 3 di settembre e nelle vari siti delle Camere di Commercio è possibile recuperare le informazioni, o se non sono ad oggi disponibili lo saranno nel giro di qualche settimana o di qualche giorno. Questa la salto un po' a pie pari, perché in realtà la slide che usiamo soprattutto quando faccio le presentazioni per la Camera di Commercio di Vicenza, per fare proprio l'elencazione dei servizi digitali che la Camera eroga a favore delle imprese in maniera appunto digitale, quindi da remoto.
E poi faccio un passaggio anche qui abbastanza veloce perché ne avete già parlato, sullo SPID, perché da qualche settimana è possibile richiedere lo SPID anche presso le Camere di Commercio, Vicenza in particolare. Noi lo stiamo emettendo da un mese anche ai cittadini, purché dotati di carta d'identità elettronica. Quindi il cittadino che ha questa carta d'identità può richiedere appuntamento presso, in questo caso, il sito della Camera di Commercio di Vicenza, e c'è la possibilità di avere appunto lo SPID. Il tempo di appuntamento è circa 15 minuti, quindi è una cosa anche abbastanza veloce, e va a completamento di tutti gli SPID che in realtà la Camera di Commercio emette da anni, in appoggio alla CNS, che è la Carta Nazionale dei Servizi. Qui piccola panoramica, questi sono i PID presenti in Veneto. Ho messo le mail perché poi sono il metodo più veloce per contattarci. Come vedete corrispondono esattamente alle 5 Camere di Commercio attive nella Regione Veneto. Questi sono i miei contatti, spero di avervi dato una carrellata sicuramente non esauriente, ma consapevole di quello che i punti di impresa digitale possono fare per le imprese. Lascerò eventualmente le slide perché vengano divulgate. Ringrazio per l'attenzione, passo la parola al mio collega dottor Diego Gabesco. Eccomi qua, buongiorno, buonasera ormai, se mi confermate che mi sentite, io partirei con una relazione molto breve sui servizi per l'autoimprenditorialità gestiti dalle Camere di Commercio. Confermo che si sente. Perfetto, condividerei lo schermo. Sono già alla fine. Adesso vediamo anche lo schermo. Perfetto, vista schermo intero. Allora, mi presento, sono appunto Diego Gabesco, sono il responsabile dell'area informazione e promozione economica della Camera di Commercio di Vicenza. A me è stato chiesto di fare una velocissima panoramica in relazione ai servizi a supporto dell'autoimprenditorialità, con un respiro veneto, anche se poi andrò nel dettaglio su Vicenza. Appunto tutte le Camere di Commercio del Veneto, ma penso in generale, hanno un servizio a supporto degli aspiranti imprenditori, ed è quello che io andrò a presentare oggi, ma appunto molto velocemente. Cosa si fa? Cosa fanno le Camere di Commercio a supporto dell'autoimprenditorialità, quindi alle persone che hanno la volontà di aprire una nuova impresa. Quindi qua andiamo un po' fuori dal portale e dai portali e dall'aspetto più diciamo pure digitale, ma andiamo poi a un rapporto che in molti casi è ancora uno a uno, quindi con un colloquio che vabbè viene fatto in questo momento tramite Meet, ma che comunque ha un rapporto appunto personalizzato, quindi non mediato in molti casi dai portali telematici del sistema delle Camere di Commercio. Beh, tornando un attimo indietro, cosa facciamo? Facciamo sicuramente un'attività di informazione economica, quindi chi vuole aprire un'attività, ad esempio, può sapere quante imprese dello stesso settore sono attive nello stesso comune, può avere elenchi di imprese, magari potenziali fornitori o potenziali clienti. Si fanno anche piccole valutazioni di quante sono le imprese appunto potenziali clienti piuttosto che concorrenti, eccetera. C'è un'assistenza tecnica alla creazione di imprese start-up, anche attraverso attività laboratoriali e formative. Molte Camere di Commercio del Veneto sono soci di T2I, che è una società, non è il caso di Vicenza né di Padova, che è una società del sistema camerale che fa anche attività formative, quindi non singole colloqui one-to-one, ma anche attività formative che facciamo anche noi, formative. Più in generale poi c'è l'orientamento al lavoro e alle professioni, ma non mi soffermo. E il servizio Nuova Impresa a Vicenza si chiama POI, Primo Orientamento Imprese, e ha queste attività sostanzialmente. Offre gratuitamente appunto agli aspiranti imprenditori la possibilità di un'analisi o sviluppo dell'idea imprenditoriale, quindi una prima verifica dell'idea per poi arrivare al passaggio della nascita dell'impresa, soprattutto con informazioni su adempimenti per l'avvio di impresa,
un orientamento generale sulla forma giuridica e, cosa che ci viene chiesto spesso, informazioni sui finanziamenti o agevolazioni per aprire un'impresa. Il servizio è solo su appuntamento perché in realtà magari vado contro a quello che è stato detto fino adesso, i portali ci sono, quindi uno può fare anche da solo, però in realtà noi ci dedichiamo molto tempo alla fase di verifica e di controllo preventivo, proprio per poi dare un supporto proprio specifico alla richiesta che viene dall'aspirante imprenditore. Questi sono i numeri, quindi contatti in realtà vuol dire colloqui individuali, quindi abbiamo avuto, questi sono i numeri che facciamo a Vicenza, ma sono analoghi, immagino, a quello che viene fatto nelle altre camere di commercio, quindi ci sono dei colloqui che ahimè nel 2020 sono un po' fermati, però sono un numero comunque rilevante, secondo me, di richieste. Ci sono dei casi che sono ricorrenti e che quindi in molti casi ci aiutano a vedere tramite Ateco il portale Ateco cosa viene fatto, ma poi ci sono dei casi che probabilmente sono molto simili, sono il famoso 2% che diceva la prima relatrice di KO nel portale Ateco, perché ci sono dei casi molto particolari, le idee non mancano per gli aspiranti imprenditori. Il Rage Room, la stanza della rabbia, non credo ci sia un codice Ateco direttamente collegabile. Cosa facciamo? Facciamo anche attività informativa di carattere generale, quindi non solo come avevamo detto, i colloqui one-to-one, ma facciamo anche dell'attività informativa, diciamo, più generale su business plan, forme giuridiche, imprese agricole, imprese cooperative, gestione dei collaboratori, quindi anche questo viene fatto soprattutto in collaborazione con enti e associazioni del territorio che magari sono anche più forti rispetto a noi. Ad esempio sulla gestione dei collaboratori abbiamo fatto da poco un webinar con l'ordine dei consulenti del lavoro. Abbiamo anche un progetto che riguarda gli aspetti informativi sul credito e la finanza. Abbiamo fra poco, proprio il 30 giugno, avremo un incontro sul ruolo delle garanzie nella gestione del credito e più avanti avremo ancora altri webinar e incontri. Diamo delle informazioni di carattere generale sulle agevolazioni sull'avvio delle imprese e sulle start-up innovative soprattutto. Anche qua molto molto velocemente sappiamo come finanzia una nuova impresa. Qui c'è un elenco di attività di possibili agevolazioni, o meglio, di possibili finanziamenti. Si parte dai fondi propri e si va fino ai bandi pubblici. Anche qua molto molto velocemente. Faccio riferimento chiaramente, ci sono servizi fondamentali nella nostra area, è sicuramente quello dei confidi, quindi consorzi di garanzia collettiva, che prestano garanzia ai soci, quindi per un accesso più agevolato all'aspetto bancario. Ci sono dei servizi per l'agevolazione per partire con le imprese, in realtà con Veneto Sviluppo, anche se abbiamo visto che in questo momento sia per l'imprenditoria femminile che giovanile i fondi di rotazione sono sospesi. Sta per partire, lo segnalo qui come curiosità, come un investimento, quindi un fondo, un bando che mixa il fondo perduto con le agevolazioni finanziarie agevolate per attività sull'innovazione. Quindi c'è un bando in partenza da parte della Regione Veneto. Ancora una volta molto velocemente, per i soggetti che sono difficilmente bancabili, che sono la grande parte delle imprese, degli aspiranti imprenditori che cercano assistenza presso il servizio nuova impresa del nostro POI, c'è il microcredito, quindi sono servizi, sono forme di finanziamento, diciamo, per iniziare molto piccole, quindi fino a 40.000 euro, però non sono assistiti da garanzie reali e permettono anche appunto a soggetti non facilmente bancabili di poter accedere al credito bancario. Abbiamo una convenzione con tre istituti di credito che offrono questo supporto, che è un supporto anche quando una volta che ci si è iscritti e si è impresa a tutti gli effetti, oltre al finanziamento c'è anche una prestazione di servizi ausiliari, monitoraggio, quindi c'è un aiuto
su questa, per questa tipologia di microimprese. Attenzione ai beneficiari, bisogna chiaramente, ci sono dei limiti di tempo, di dimensione di indebitamento legati proprio al microcredito. Faccio anche qua un flash su un nuovo servizio che è di Invitalia, quindi oltre nuove imprese a tasso zero. Qui serve soprattutto un incentivo per giovani e donne per diventare imprenditori. Le agevolazioni valgono in tutta Italia, quindi non solo nelle aree svantaggiate, quindi anche in Veneto. E sono mix anche in questo caso i finanziamenti a tasso zero, a contributo a fondo perduto, arrivano fino a 3 milioni di euro, e anche con una copertura fino al 90% delle spese ammissibili. Ci sono anche dei servizi per imprese già attive, e quindi questo lo segnalo, ma anche qua mi fermo. Ci sono altri servizi, altri finanziamenti che riguardano Smart Start in Italia, le startup innovative, e altre forme self-employed, ma non andrei oltre. Noi li segnaliamo sempre, ci sono altre forme di agevolazioni che qualche volta sono agevolazioni o comunque di finanziamento che qualche volta sono non considerate dagli aspiranti imprenditori, ma in casi magari non frequentissimi possono essere utilizzabili. Sono i business angels, crowdfunding e le business competition. Cosa assolutamente più facile, ci sono dei bandi contributivi delle Camere di Commercio e della Regione Veneto, soprattutto, quindi bandi pubblici locali, con i quali si riesce ad avere un finanziamento per nuove imprese, ma anche per imprese già costituite. Ci sono anche finanziamenti legati alla formazione gratuita, ma anche qua mi fermo. Un accenno velocissimo, e poi chiudo, sulle startup innovative. Che cosa sono? Sono delle società di capitale costituite da non più da 5 anni. Ci sono dei limiti, lo vedete qui, che riguardano soprattutto lo sviluppo, devono nell'oggetto sociale sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Perché faccio riferimento alle startup innovative? Perché poi ci sono una serie di vantaggi. Qui ne riporto solo pochi. Prima mi fermo ancora un secondo sui requisiti. I requisiti sono uno di questi tre, non sono nemmeno così difficili da avere, quindi hanno sostenuto almeno il 15% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione in spese in ricerca e sviluppo e innovazione, oppure impiega personale altamente qualificato, almeno un terzo di dottori di ricerca, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale, oppure l'impresa è titolare di brevetti, titolare di software, eccetera, eccetera. Ci sono una serie di vantaggi, dicevo, uno che è venuto meno da poco per una sentenza del Consiglio di Stato, era quello di poter praticamente fare la costituzione gratuita tramite modelli, tramite un modello precostituito di atto costitutivo e di statuto. Purtroppo non si può più fare, quindi bisogna passare per forza per il notaio. Ci sono comunque delle agevolazioni, c'è l'esonero dai diritti camerali, dai bolli, si ha una forma societaria più flessibile, di una SRL che assomiglia molto a una SPA. Ci sono maggiori facilità nella compensazione dell'IVA, c'è una disciplina del lavoro che è più facile da gestire, appunto non entro nel dettaglio, ma ci sono veramente molte attività, molte agevolazioni, ci sono delle detrazioni imposta per le persone fisiche, detrazione dell'imposta lorda fino al 30%, per le società di deduzione del reddito imponibile, e poi c'è una serie di incentivi che prima citavo velocemente che riguardano le startup innovative, soprattutto su Invitalia. Eccole qua, Smart Start Invitalia, Startup Visa, Invitalia Ventures, e hanno dei servizi ad hoc, e le startup innovative, ma anche le PMI innovative, poi le vediamo velocemente, hanno dei vantaggi anche nell'accesso ai servizi dell'agenzia ICE. Cosa succede dopo i 5 anni? Le startup innovative cessano di essere startup, ma possono continuare ad essere innovative, e ci si trasforma in una PMI innovativa. Molte delle agevolazioni che sono state fatte, che ci sono per le startup innovative, poi continuano anche per le PMI innovative.
chiusura del mio intervento molto veloce e appunto dedicato soprattutto agli aspiranti imprenditori, quindi non alle imprese già costituite. Allora, gli aspiranti imprenditori possono rivolgersi allo Sportello Poi, che è un servizio assolutamente gratuito. Tutte le Camere di Commercio hanno un servizio che in genere si chiama sulla nuova impresa. Si offre supporto per l'aspetto procedurale e autorizzativo, quindi non si è abbandonati nella ricerca appunto di questi aspetti che non sono assolutamente da sottovalutare. Diamo un supporto per la conoscenza di agevolazioni e strumenti di finanziamento per l'avvio delle imprese. Diamo attività informativa e formativa per argomenti, quindi per macro argomenti offriamo dei webinar in questo momento gratuiti, anche in collaborazione e in coordinamento con le altre Camere di Commercio, perché fare un business plan a Padova non è diverso da fare un business plan a Vicenza. E l'ultima avvertenza che lascio è attenzione alla scelta: se posso essere una startup innovativa o una PMI innovativa, valutiamolo, perché può essere assolutamente utile e vantaggioso per chi sceglie di fare impresa. Anche qui ci sono i riferimenti dell'ufficio per quello che riguarda Vicenza, ma appunto tutte le Camere di Commercio del Veneto hanno un servizio che si chiama sulla nuova impresa, su aprire un'attività. Noi l'abbiamo chiamato poi il primo orientamento impresa, ma è assolutamente contattabile, anzi è assolutamente uno dei servizi a servizio del cittadino, dell'aspirante imprenditore. Io ho finito, anch'io resto a disposizione per eventuali domande, e se credo che l'ultimo intervento, spero di essere rimasto nei tempi, è quello del collega Dadio, che invito a prendere la parola. Buonasera a tutti, grazie al dottore Besco per la parola, ringrazio in particolare Union Camere per l'invito a partecipare a questa sessione formativa. L'argomento che tratterò è quello del VVFIR, del nuovo sistema di vidimazione virtuale dei formulari, quindi parliamo di formulari di identificazione del rifiuto e quindi andiamo nel campo dei rifiuti. Chiedo al dottore Besco se può togliere la condivisione dello schermo, che vorrei condividere delle slide che avevo preparato, grazie. Eccole qui. Spero si veda e si senta bene. Allora, VVFIR, vidimazione telematica dei formulari di identificazione dei rifiuti. Sappiamo che il formulario è sostanzialmente il documento di trasporto specifico per il trasporto dei rifiuti e quando un ente o un'impresa fa appunto questa attività di trasporto, deve avere questo formulario, questo documento specifico che racconta della tratta, che racconta della tipologia di rifiuti che vengono trasportati, della quantità, dell'origine e della destinazione degli stessi. È fondamentale per l'attività di controllo anche su strada, è un obbligo ormai ben noto, descritto nel dettaglio dall'articolo 193 del testo unico ambientale. Qui vedete è una norma assolutamente di carattere generale, ci sono delle esenzioni, ma è chiaro che si applica a qualsiasi tipo di trasporto di rifiuti, che siano pericolosi, non pericolosi, prodotti in proprio, prodotti da terzi, quindi è assolutamente una previsione generale, fatta salva le specifiche esenzioni. Sappiamo che il formulario è ancora oggi, a distanza di 23 anni, quello stabilito, creato dal decreto del 98, il decreto 145, che prevede che questi formulari di identificazione dei rifiuti prima dell'utilizzo vengano vidimati. Chi sono i soggetti che possono effettuare questa vidimazione? Sono gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, sono le Camere di Commercio, sono gli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. Quindi per legge 3
tipologie di enti sono a disposizione delle imprese che possono recarsi e vidimare questi specifici documenti. La vidimazione, lo dice la norma di legge, è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. Cosa si sostanzia questo formulario? In un bollettario ricalco, chi è presente a una sorta di libro con 4 pagine diciamo incollate assieme, che vengono compilate a ricalco, e può essere anche nella forma di una carta modulo continuo a ricalco, che chiaramente non viene compilato a mano, ma necessita di apposite stampanti ad aghe, quelle che ormai non conosciamo più e che qualcuno conserva esclusivamente per la stampa di questi moduli continui a ricalco. Quindi abbiamo un cartaceo, un documento proprio che accompagna il trasporto dei rifiuti, che è redatto in 4 esemplari, compilati e firmati dai soggetti che sono il produttore e il trasportatore e dal destinatario che riceve il carico. Queste 4 copie hanno una distribuzione prevista appunto dall'articolo 193, che fa sì che la prima resti al produttore e le altre 3 accompagnino il trasporto dei rifiuti fino a destino, per poi ritornare una volta siglate dal destinatario finale ed essere ridistribuite, una di nuovo al produttore, che ne riceverà 2 complessivamente, e un'altra rimarrà al trasportatore. La novità dove sta? Sta nel comma 5 dell'articolo 193 novellato dal decreto legislativo 116, entrato in vigore a settembre 2020, che se ne esce con una previsione che chiaramente risente del clima di quanto stavamo vivendo, perché per la pandemia c'era oggettivamente delle difficoltà a portare questi documenti presso gli uffici delle Camere di Commercio, a muoversi liberamente, a raggiungerli. C'erano chiaramente le prenotazioni, quindi una difficoltà per avere questo documento vidimato, senza il quale il trasporto di rifiuti non può avvenire. E quindi il legislatore, evidentemente recependo questa necessità, in alternativa alla vidimazione usuale, quella fisica, che prevede che io porti questi libri o questi moduli di carta continua a ricalco presso gli uffici delle Camere di Commercio, pensa un'alternativa a un sistema di vidimazione tramite un numero univoco che viene apposto da un'apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali delle Camere di Commercio. Questa applicazione è stata rilasciata a marzo 2021, è pienamente disponibile per tutte le imprese o gli enti che abbiano necessità di usufruirne. E come vedete, oltre ad apporre questo numero univoco che identifica in maniera puntuale proprio la vidimazione di quel singolo esemplare di formulario, il formulario viene redatto in un format esemplare. Significa che io con questa vidimazione ottengo un formulario pronto da stamparsi e a utilizzarsi, con incluso un numero univoco che attesta che è vidimato digitalmente. Questo è il link del portale di riferimento che vedremo fra breve dal vivo, ecco, per vedere proprio come è strutturato e cosa si può fare. E c'è un qualcosa in più però che è molto utile e fruibile dai soggetti che per compilare e redigere e stampare i formulari utilizzano un sistema gestionale. Le aziende più grosse con molti trasporti hanno necessità di avere un gestionale che compila i formulari. Beh, questo gestionale compilerà il formulario come sempre, sarà richiesta con un semplice clic la vidimazione virtuale, verrà apposto un numero univoco e quindi il gestionale stamperà un formulario pronto per l'utilizzo già vidimato. Quindi un'applicazione che serve tutti i soggetti, chi lo compilava a mano, quindi ha il formulario che compilava dal libro a ricalco, e chi utilizza un gestionale. Ci dice anche qualcosa di ulteriore questo comma 5 dell'articolo 183 che riguarda l'utilizzo di questa tipologia di formulario che viene appunto vidimato virtualmente. Questo format esemplare che ottengo, che è identificato da un numero univoco, deve essere stampato e compilato in duplice copia. Quindi una prima differenza rispetto a quello che conosciamo usualmente, ovvero sia l'utilizzo di 4 copie del formulario
a ricalco. Non è più così quando utilizzo Vivifear. Le copie devono essere 2, la prima rimane al produttore, l'altra copia originale accompagna il rifiuto tramite il trasportatore fino all'impianto di destinazione, che trattiene questa copia, restituisce al trasportatore una fotocopia dell'originale siglato dal destinatario che ha ricevuto il carico, fotocopia che rimarrà una al trasportatore e la seconda al produttore, senz'altro, o eventualmente ad altri soggetti che fossero intervenuti in questa filiera del trasporto di rifiuti. Potremmo avere ad esempio la presenza di un intermediario o di altri soggetti. Queste copie dei formulari, non solo quello virtuale, ma in generale tutte le copie dei formulari, oggi come oggi devono essere conservate per 3 anni. Il termine era di 5 fino a settembre 2020, è stato aggiornato in 3 anni. Dopo i 3 anni possono essere dismesse. Questa scrivania telematica per Vivifear è disponibile in quest'area del sito Ecocamere e evidenzio qui che è a disposizione, sempre dalla stessa area, anche un'area dimostrativa liberamente utilizzabile da tutti. Se qualcuno così avesse voglia di sperimentare, non si sente di utilizzare l'area in effettivo, sa che è a disposizione anche un'area test liberamente fruibile. Questa è la scrivania telematica, che io adesso qui ho già fatto l'accesso. Cosa si troverebbe davanti al primo accesso l'impresa che inserisce la propria CNS o si autentica con lo SPID o la carta di identità elettronica? Si trova l'accesso appunto autenticato, non più con una semplice user password, ma con uno di questi sistemi qui. Basta una carta di identità elettronica oppure uno SPID oppure una CNS e posso cliccare qui, effettuare l'accesso. Al primo accesso verrà richiesto di confermare una mail che andremo ad inserire, come siamo abituati, per ricevere tutte le varie notifiche e comunicazioni. Dopodiché lo step successivo, una volta effettuato l'accesso alla scrivania, è cliccare su inserisci il codice fiscale dell'impresa o l'ente per il quale o per i quali intendo gestire la vidimazione virtuale dei formulari. Vedete qui ho questa maschera, scelgo qui se è un'impresa o un ente, inserisco il codice fiscale e il sistema fa immediatamente un controllo rispetto al registro imprese e vede se il soggetto che è entrato con la propria CNS o SPID è un soggetto che rappresenta l'impresa, quindi un legale rappresentante dell'impresa. Questo vuol dire che il primo accesso è d'obbligo che venga effettuato dal legale rappresentante dell'impresa, solamente il primo. Dopodiché è sua facoltà gestire direttamente la stampa dei formulari o eventualmente inserire qualche delegato. Vedete qui nella sezione configurazione c'è la voce rappresentanti e delegati, posso inserire un altro delegato che lavora in via vece o addirittura un subdelegato che è un soggetto che ha dei poteri per così dire limitati, in quanto non può inserire ulteriori deleghe agli stessi, bensì opera solamente in un ambito più ristretto, per esempio quello di una determinata unità locale. Quindi questo per dirvi che è permessa una strutturazione articolata che rispecchia la struttura dell'impresa, però non è affatto obbligatoria, è solamente un'opzione. Dalla sezione configurazione posso ottenere le credenziali applicative, che sono quelle se utilizzo un gestionale, quindi un software per generare i miei formulari, devo semplicemente attivare queste credenziali applicative, copiare il client ID e il client secret e trasmetterli alla mia software house. Mi perfezioneranno il programma e potrà interagire in automatico. Aspetto più interessante, anche senza fare nessuna configurazione al primo accesso del legale rappresentante, è che se vado nella sezione formulari vidimazione FIR, mi trovo, ecco chiaramente il nome dell'azienda per cui, o delle aziende, perché posso servirne di più, per cui curo l'emissione dei formulari, e vedete però ho questa voce crea un blocco virtuale che sostanzialmente è come se creassi il classico libro
che raccoglie tutti i formulari, quindi devo almeno cliccare su nuovo blocco virtuale. Io qui ne ho già creati un paio per dare l'idea di come possono essere creati. Posso crearne uno per ogni unità locale. Io ne ho creato uno per ognuno dei mezzi che ho in essere, quindi uno dedicato all'autocarro dotato di cisterna, uno per l'autocarro normale, oppure potrei averne semplicemente uno per tutti i mezzi aziendali. Clicco su Genera FIR, do una conferma e vedete mi si genera un file PDF da scaricare. Posso scaricarlo una sola volta, questo per evitare di scaricare più volte lo stesso formulario, che può essere chiaramente utilizzato per un unico trasporto solamente. Il formulario si apre con il programma Adobe e, come vedete, rispecchia per filo e per segno la struttura che conosciamo, con produttore, detentore, destinatario, trasportatore, annotazioni, caratteristiche del rifiuto, destinazione del rifiuto. È lo stesso modello del decreto 145 del 98, nessuna novità. Le uniche novità sono questo codice QR che vedete in basso a destra, che posso inquadrare con un lettore QR e mi fa un controllo in tempo reale se effettivamente questo formulario è stato vidimato virtualmente. Ho un'annotazione anche qui in basso del riferimento della vidimazione virtuale da parte della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo per conto di Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto e l'indicazione se questa copia va per il produttore, perché abbiamo detto le copie sono due gli originali, o il destinatario, quindi stamperò due copie, una sarà destinata al produttore, una al destinatario, e in base al flag che vado a indicare qui sotto. Se sono l'azienda che riceve questo formulario, sono l'impianto, sono un soggetto che interviene, ho questo formulario specifico con il numero identificativo, anche senza loggarmi nel sito del VVFIR, posso inserire il codice del formulario e verificare se è stato correttamente vidimato. Questo è un numero chiaramente che è estrapolato, è un'area demo, quindi vedete c'è anche nella scritta nel formulario che è un facsimile, non è un formulario che potrei utilizzare, ma l'area demo produce questo. In effettivo avrete questo file pulito che potrete compilare a mano, compilare con un modello di Word che sovrascrive i campi come vi è più comodo, o compilare in altre modalità. Questo è sostanzialmente il VVFIR, quello che offre. 1 minuto in chiusura per dire cosa? Che cambiano le copie, saranno 2 da utilizzare, non 4, cambia la tipologia di carta, qui utilizziamo carta formato A4, carta semplice, non più carta a ricalco, cambia la distribuzione delle copie nelle modalità che ho illustrato prima e chiaramente anche cambia il numero di copie che il trasportatore avrà con sé, non più 3 come nel formulario cartaceo tradizionale, ma una, l'unico originale. Cosa non cambia, volevo ricordarlo anche, il modello è il medesimo, le informazioni le medesime, la modalità di restituzione della quarta copia alla medesima, le responsabilità per chi compila e interviene nella compilazione del formulario rimangono le stesse, e chiaramente l'obbligo in capo al trasportatore di restituire la quarta copia compilata e firmata dal destinatario permane sempre. Quali sono i vantaggi? Servizio gratuito. È disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi al bisogno ho sempre la possibilità di richiedere un formulario, quando ne ho bisogno, istantaneamente, e un risparmio di tempo e di costi. Non devo più recarmi in Camera di Commercio per consegnare i formulari da vidimare, non devo più ritornare per riprenderli vidimati, ho costi di opportunità, costi vivi, dei mezzi, dei viaggi, dei parcheggi, e quindi l'invito è
disponendo di un'area demo, proprio a provarlo, a provare a entrarci, a provare a emettere un formulario e poi magari passare in effettivo. E ricordo che sarebbe sempre opportuno perlomeno effettuare l'accesso, familiarizzare, in caso di necessità sapete che potete utilizzarlo al bisogno, è sempre disponibile e non è un sistema esclusivo, quindi registrarsi e entrare e anche provare, testare, non significa che non possa utilizzare ancora i classici formulari, quelli in 4 coppie a ricalco. Ecco, questo non è assolutamente così, è un sistema che scelgo al bisogno qual è il più funzionale alle mie necessità. Grazie per l'attenzione e se ci sono dubbi rimango a disposizione assieme agli altri colleghi. Allora, abbiamo risposto a tutti i quesiti, ce ne sono 3 per lei, dottor D'Alio, nella sezione domande e risposte. Non so se vuole rispondere a Sì, voce. volentieri, si rispondo a voce. Il primo quesito chiede: non serve più il modulo continuo? È proprio così. Il VVFIR prevede la carta normale, in carta A4 non serve più il modulo continuo, non serve più la stampante ad aghi, difficile e anche costosa da manutenzionare, assolutamente posso far tutto con una Risma, con una mia stampante che tengo in ufficio. Un altro quesito chiede se VVFIR anche con delega allo studio. Allora, teniamo presente che qui parliamo di vidimazione. La vidimazione oggi come oggi potrebbe portare la classica modulo continuo o il classico libro dei formulari anche allo studio, lo consegna compilando il modello L2, quindi lo studio può tranquillamente effettuare la vidimazione virtuale, dovrà però essere delegato dall'impresa, quindi entrerà sempre il legale rappresentante dell'impresa la prima volta, inserirà una delega al codice fiscale di chi nello studio avrà la propria firma digitale a disposizione. Da allora quel soggetto, lo studio, potrà per conto dell'impresa da cui ha ricevuto la delega provvedere alla vidimazione virtuale. Un'altra domanda chiede una signora se prima di partire l'azienda scarica, stampa, compila e parte ogni volta prima di effettuare il viaggio. Beh, dipende dall'organizzazione, potrei avere anche a bordo dei mezzi già qualche formulario che ho prodotto col VVFIR, già vidimato, pronto, ad uopo, quindi non necessariamente, oppure se sono abituato che l'ufficio prima dell'inizio del viaggio stampi e compili il formulario, avrò la stessa organizzazione, la manterrò tale e quale, però non avrò un formulario a ricalco in 4 copie, avrò un formulario che stamperò in duplice copia, firmerò in originale in 2 copie, una copia avrà un flag su produttore, una copia avrà il flag su destinatario, quindi saprò che una rimane al produttore del rifiuto da cui comincia il viaggio, un'altra accompagnerà il viaggio a destinazione. Un'altra domanda chiede se c'è una produzione di un rifiuto non pericoloso in un cantiere, lo trasporto dal cantiere al magazzino dove c'è la navetta, se serve il formulario per questo trasporto. Allora, dato, diciamo, la domanda andrebbe un po' arricchita, non capiamo che attività genera il rifiuto di norma. Allora il rifiuto, una volta che parte da un cantiere o da un luogo di produzione, ha un'unica destinazione che è l'impianto finale, fatto salvo i casi in cui ci sia un caso di manutenzione e quindi tutto quello che è previsto dal comma 19 dell'articolo 193. Però di norma il trasporto di rifiuti è sempre accompagnato dal formulario, quindi sì, di norma teniamo presente questo, il formulario deve essere a bordo del mezzo che trasporta rifiuti. Dovremmo aver risposto a tutte le domande e se avete ancora la disponibilità di qualche istante vi mostreremo a video un veloce sondaggio completamente autonomo anonimo sul gradimento dell'iniziativa, dell'organizzazione e dei contenuti, che ci serve per migliorare, anche per insomma offrirvi dei contenuti nuovi per le prossime iniziative.
avete i riferimenti insomma dei diversi relatori, quindi potete ovviamente contattarci per approfondimenti. Vi lasciamo qualche istante per rispondere. Vi ringraziamo ovviamente per la partecipazione